Hanno attirato un 29enne bellunese nel parco intitolato a Gino Pistorello a San Vito di Bassano con la scusa di incontrare una fantomatica donna, ma quando il giovane è arrivato lo hanno circondato e aggredito con una violenza inaudita, calci, pugni, fratturandogli il setto nasale e la mascella per poi rubargli tutto quello che aveva e minacciarlo se avesse parlato. Non contenti hanno filmato la scena cruenta con un telefono cellulare ed è qui che i 4 soggetti, 2 residenti a Mussolente, gli altri 2, uno a Sedico, l'altro a Longarone nel Bellunese, si sono traditi. Sì, perché i carabinieri sono risaliti a loro proprio visionando quei video salvati nel telefono di uno del gruppetto, 19 anni di Mussolente, che era stato arrestato per rapina aggravata con lesioni per un episodio che l'aveva visto agire assieme alla sorella. Proprio in quell'occasione i militari avevano sequestrato il cellulare del misquilese, trovandovi dentro il video risalente a un mese prima, riuscendo così a identificare la banda. Per tutti e 4 è scattata la denuncia per rapina in concorso. Il 23enne di Longarone è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale perché non voleva consegnare ai carabinieri il suo telefono, mentre l'altro giovane di Mussolente, 18 anni, deve rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio perché trovato con quasi mezzo etto di hashish in casa. L'ennesimo episodio di violenza con protagonisti giovani che preoccupa. Assistiamo ad un impoverimento del rispetto dell'altro, del senso di responsabilità e assistiamo a una spettacolarizzazione della violenza. Ragazzi così giovani che arrivano a compiere atti di questo tipo e addirittura a filmarli è una cosa grave perché probabilmente continuano a sentirsi anche impuniti, mentre ora, come abbiamo visto, la giustizia sta facendo il suo corso. Però mi chiedo anche cosa in più possiamo fare noi come istituzioni assieme alle famiglie.